Petiarne non è sole, Petiarne è più del mondo, sin dal primo momento, 4 anni fa, ho pensato che le lotte qui, le mari di tutti i prodotti, le lotte qui di Puglia, Ubic, non erano limitate a se stesse, ma erano le lotte che dovevano essere espanse verso tutti i paesi e le popolazioni, verso i sloveni, verso i vecchiani, verso il Veneto. Perché il film, in genere è divino, ma in quel caso qui il film crea un tessuto di interesse al quale non dove assolutamente resistere. Perché così i paroni, le nostre attività, i nostri interessi. Ho visto dal primo momento fazioni quali che potevano essere soluzioni alternative. Così stati combattuti da potenze più grosse che esistono in Italia ormai, una potenza che vive in città dretti da politiche, perché queste decisioni sono non e cognome, non sono rubi che vengono per casa. Non ho visto una classe di politici che va con le sporte a Roma che fanno opera. Non ho visto una classe di politici che ha tradito l'essenza stessa della nostra popolazione, delle nostre autonomie. Non ho visto una classe di politici che ha venduto le specialità che la Costituzione ha assegnato al nostro territorio. Queste specialità che sono sancite dalla Costituzione e che fa sì che non si imparò da nostre chiare, che non vi impose per stabilire i regole da nostre vite. E allora io dico che io spiego di lasciarsi. Io dico che sono stati il 3 di lui di 2 anni fa in un'osteria romana a barattare con l'eterna le nostre libertà. Non lo sapete per aule e anche se che hanno mangiato grazie sinché ristorante. Non lo sapete quali che potranno essere le conseguenze in un territorio come il nostro che è sclavizzato e che è utilizzato come chiave di attraversamento, come chiave di doprà, come chiave di sfruttare, grazie a quei servos che non svendi di partiti, grazie a quei servos che a Trieste stabiliscono di partiti di che va la responsabilità dei nostri sindaci. E chiami, invece di delegare il potere ai nostri sindaci, chiami in facoltà. E così io rendo i nervi. È un'altra roba. Io rendo i nervi dal punto di vista economico. Non ho visto una situazione dai comuni sempre più in rosso. Ed ecco allora che quando arriva il barone della regia, con 4 mesi può comprare gli amministratori, gli scopi epidemici. In tabassa abbiamo comprato un po' di sindaci, ebbene sono state le elezioni comunali, tutti i sindaci sono lasciati. E allora imparino queste elezioni, imparino a rapportare i sindaci che giù per noi, imparino a fare vie che non fanno il nostro interesse, imparino a chiappare l'attività di Stampur e via.